Grazie Mario per avermi concesso di dire una parola, perché il saluto di questa sera è un saluto strano, è un momento di festa, di canto, ma è anche un momento di dispiacere, di dolore, ma soprattutto di inquietudine. E allora ho voluto così testimoniare anche la vicinanza di quello che sarebbe il presbiterio della diocesi di Cagliari. Eravamo 2 sacerdoti a concelebrare con Mario, altri sacerdoti erano presenti anche se non hanno concelebrato, ma vi voglio dire che questa ferita nella nostra Chiesa ha causato sofferenza in tanti sacerdoti, ha causato soprattutto una divisione tra noi sacerdoti. Chi ha detto che Don Mario doveva obbedire e basta, chi invece è andato in profondità e ha capito che con la parola trasferimento si è voluto nascondere un'altra parola che è rimozione, perché Mario non è stato trasferito. Dove? È stato solo allontanato da questa comunità. E voi dovete capire che per noi sacerdoti senza la comunità non ha senso l'essere sacerdoti, perché il sacerdote è il presbitero, è colui che accompagna una comunità e lo è in quanto ha una comunità, e quindi potete capire la sofferenza di Mario. Ecco perché da subito mi sono voluto sentire vicino a Mario. Non abbiamo una grande frequentazione, abbiamo compiti e ruoli diversi nella diocesi, ma abbiamo in comune un cammino di libertà, un cammino di liberazione, che è quello che mi avviso è la sostanza del messaggio di Gesù di Nazareth, di renderci liberi da ogni potere, da ogni abuso, da ogni sopraffazione all'interno della nostra Chiesa. E la cosa più bella che voi, comunità di Sant'Eulalia, o chi altri frequenta Sant'Eulalia, perché non è l'appartenenza geografica che conta, ma l'appartenenza spirituale e la condivisione del messaggio evangelico. Voi avete dato una grande lezione di maturità, di autonomia, di responsabilità. Ma vi voglio dire che tanti preti invece hanno vissuto con sofferenza trasferimenti, rimozioni. E allora quando non c'è una comunità che sostiene il sacerdote, questo sacerdote rischia di non riconoscersi più come sacerdote, di essere un uomo, un cristiano, ma il suo sacerdozio non ha più senso. Di questo, a nome di tanti preti della diocesi di Cagliari, voglio ringraziare questa comunità, ma soprattutto perché continui ad essere così, responsabile, autonoma, maggiorenne, capace anche di affrontare l'autorità. E pensavo, se mi permettete, non so se lo possa fare, a nome di un vescovo che non mi ha incaricato di questo, ma che ha usato il mio nome in quel giorno. E voglio chiedervi scusa perché vi ha offeso, perché vi ha detto che eravate una baracca. Prendetela come una scusa in nome di tanti altri sacerdoti che qui vorrei rappresentare, con i quali ci stiamo incontrando, con i quali stiamo ragionando, riflettendo su quello che sarà il futuro di questa diocesi. Grazie comunità di Sant'Eulalia, grazie Mario per questa testimonianza.